migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Sfumo subito la bella canzone introduttiva di Zoom, Gala, perché ho fatto un po' di salotto prima con Celeste Colovate, non voglio rubare altro tempo ad Antonino Danna. Vabbè, Celeste è sempre benvenuta, lo sai, ci mancherebbe. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è l'edizione di oggi, giovedì 18 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo sempre la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo sempre sulla pagina Facebook trovate, ovviamente la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate tutte le informazioni per assistere i nostri amici e fratelli dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh armeni che sono stati scacciati dagli usurpatori azeri che hanno rubato le loro terre sulle quali per millenni avevano vissuto in pace. Cominciamo allora questa trasmissione del giovedì. Stasera la professoressa Titti Preta non c'è, prende un turno di riposo, la ritroveremo il 25 di gennaio, ma noi cominciamo subito con un ampio giro d'orizzonte insieme a chi? Insieme a egli, l'immenso Giovanni Sallusti, grande collega in quel di Libero dove è notista politico. Il pezzo che avete sentito era di Gala, Let a Boy Cry, lasciate che questo ragazzo pianga, a noi grazie a 1997, e ogni tanto si deve tornare un po' ai propri miti dell'adolescenza, dai che ce l'abbiamo fatta. Ma adesso saluto in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli, vi ricordo 346 642 7756 per commentare l'intervento del nostro Giovanni Sallusti. Giulio Cesare, se tu sei pronto, vai.
Allora, questo giovedì torna, come sempre, graditissimo ospite il nostro Giovanni Sallusti, notista politico di Libero, valentissimo collega. Certo, io però mi vergogno, insomma, a dover dire a un collega parliamo dei somari, però purtroppo questa è la realtà che ci tocca raccontare. E stamattina, tra l'altro, Libero mette tutto il braccio nella piaga. C'è Specchia che ha fatto un pezzo veramente straordinario, soprattutto nella chiusa ironica nel finale, col ricordo di suo padre, che quando si trattava di occupazioni suggeriva alla professoressa di riempirlo di mazzate. Peraltro al liceo Maffei di Verona, che è gemellato con il liceo Morelli di Vibo Valencia, da cui vengo io. Quindi, come vedi, tutto si tiene in qualche modo. Ma eh, qui vediamo gente che scende in campo a difendere i pargoli che hanno fatto occupazione perché gli stanno dando 5 in condotta e no, non è il caso, non bisogna farlo. L'altro giorno un povero preside in una conversazione, chiamiamola così, con un genitore adirato è stato letteralmente riempito di schiaffoni da un genitore appunto adirato e ha riscosso la solidarietà di Valditara. Si va nelle scuole con l'idea che in fondo si possa fare qualsiasi cosa, si possa distruggere tutto. Io 30 anni fa ho visto uno con una Aprilia RX 125 per i corridoi del mio liceo. Ora continuano le devastazioni con le occupazioni e poi dobbiamo pagare tutti quanti. Giovanni, ma che cosa salta qui? Vedo che le cose vanno peggiorando. Buonasera a tutti, sì, le cose vanno purtroppo peggiorando. Qui salta, diciamo, completamente il senso comune, ma nel significato migliore dell'espressione, cioè il senso comune è quella cosa che, come dirti, garantisce ancora una parvenza di collegamento tra il linguaggio e la realtà, no? C'è una parvenza di normalità nella schizofrenia ideologica contemporanea, che è esattamente quella dei somari. Somari che sono anzitutto e prima ancora di alcuni ragazzi, grazie a Dio non tutti, sono i genitori e gli adulti, come dirti, di complemento che fanno da gran cassa, no? Magari post sessantottini o post movimentisti con la nostalgia, con la sindrome del reduce, no? Che sono dentro un 68 perenne, che quindi, e qui sta proprio l'inversione del senso comune, magari sono addirittura resi orgogliosi da i figli che occupano, i figli che danneggiano beni scolastici, ci sono stati episodi di cronaca a Milano e a Roma, i figli che impediscono ad altri ragazzi di usufruire di quella libertà elementare che è la libertà di insegnamento, cioè non solo non c'è una condanna, ma da parte di molti genitori e di molta gran cassa mediatico-intellettuale c'è addirittura un elogio di queste scene, no? Come se fosse una sorta di 68 parodistico fuori tempo massimo. E diciamo che la parola che a giudizio di Libero rendeva più l'idea di tutta questa schizofrenia è la parola somari, cioè siamo davvero nell'era dei somari che si spacciano come però gli intelligentoni della situazione e siamo all'inversione totale. Sì, qui siamo passati dai figli di papà ai nipoti di papà. Abbiamo avuto altre 2 generazioni nel mezzo che si sono messe a fare questa cosa. Però non mi sembra che il ministro Valditara, diciamo così, abbia intenzione di farsi mettere i piedi sulla testa, anche se io lo vorrei, detto tra noi, lo vorrei un po' più incisivo. Ma finalmente è arrivato un ministro che non fiancheggia queste devastazioni, perché una volta succedeva nel periodo di Natale, ai primi di dicembre, in modo tale che così si poteva andare tranquillamente in vacanza con una ventina di giorni d'anticipo. I presidi si limitavano a fare delle denunce cautelative presso la Procura della Repubblica competente, dopodiché arrivederci e grazie e ci si ritrovava il 7 di gennaio a scuola. Ecco, qua mi pare però che Valditara non sia propriamente di queste idee. No, devo dirti che anzi, una delle cose che fin da subito il ministro Valditara ha provato proprio a rendere anche provvedimento politico era ripristinare l'ovvio, cioè no, ritornare alla realtà. E nella fattispecie, rispetto a questi episodi, come dirti, tra il surreale e l'insopportabile, credo che da subito il ministro abbia voluto segnalare una differenza, diciamo, di fondo fondamentale, quella tra autorità e autoritarismo. Cioè, io sono una persona di cultura di estrazione liberale,
figurati quanto mi può piacere qualunque deriva autoritaria, 0 o meno di 0. Ma diverso è dire che nel cursus honorum, nel percorso di formazione di un giovane, costui non debba mai incontrare l'autorità. Questa è anarchia idiota, non è liberalismo, è qualcosa che non permette una corretta formazione del giovane, una completa formazione del giovane, che poi potrà prendere le sue scelte libere. Ma se ha fatto questo percorso formativo, se il discorso dominante mina alla base qualunque scampolo residuo di autorità, non di autoritarismo contemporaneo, tra cui l'insegnante è uno, come dirti, è la faccia principale dell'autorità con cui si incontra, non si sconta negli auspici, si incontra un ragazzo, un giovane. Allora, da questo punto di vista, devo dire che Valditara da subito ha istituito anche una commissione di esperti contro il bullismo, di esperti compositi, no? Psicologi, educatori, non con un atteggiamento meramente repressivo, ma con un atteggiamento che tiene il punto. Cioè non può saltare completamente il principio di autorità e soprattutto non può saltare nella scuola dove tu stai formando i giovani individui, che se tu li vorrai formare liberi, che è quello che voglio io, a maggior ragione gli devi dare gli strumenti, se no diventa appunto un cazzeggio perenne, un 68 perenne, non un percorso di formazione. Esattamente. E aggiungerei anche un'altra cosa. Naturalmente, siccome noi non ci facciamo mancare nulla in questo paese, abbiamo ancora una volta l'accusa di fascismo, perché vedete, la storia che stiamo commentando riguarda il liceo romano Tasso, dove il preside del liceo Tasso si è beccato in regalo delle camicie nere proprio perché l'obiettivo era dire a questo pover'uomo che cerca di fare tranquillamente il suo mestiere, tutto sommato, vabbè, ma tanto sei un fascista. Il povero preside Paolo Pedullà, solidarietà a uno che cerca solo di guadagnarsi lo stipendio onestamente ogni mese. Basta con sto fascismo, per citare ancora una volta il buon Capezzone. Cioè, ancora nel 2024 nelle scuole, sol perché si cerca di introdurre un po' di ordine, improvvisamente diventa fascismo. Questa è una cosa drammatica, è un riflesso pavloviano, veramente. Guarda, questo si ricollega a quell'utilizzo strumentale, perverso e profondamente ignorante della categoria fascismo che ormai viene fatto per spiegare qualunque episodio di cronaca. In questo senso hai fatto benissimo a citare il libro di Capezzone, basta con sto fascismo, perché c'è tutto lì nel titolo. Cioè basta con sto fascismo, e tra l'altro, come abbiamo detto altre volte, non si capisce che scomodare la categoria di fascismo, per esempio per un preside che vuole semplicemente ripristinare l'ovvio, cioè il fatto che in una scuola si tengano delle libere lezioni, che tra l'altro è il contrario del fascismo, perché libere lezioni, no? Non le lezioni di indottrinamento, ma percorsi formativi normali. Ebbene, appiccicare a questo preside la categoria fascista è anzitutto un insulto a chi è caduto sotto i colpi del fascismo vero, l'unico mai esistito, 1922-1945. Esatto. Da lì in poi è semplicemente un passepartout che serve alla sinistra per delegittimare neanche più qualunque avversario, ma persone normali come quel preside. È un utilizzo inaccettabile del termine fascismo, obiettivamente. Questo è fuori discussione. Però vedi, c'è sempre questa idea del fascismo che aleggia da tutte le parti. Vabbè, vi sveliamo un segreto. Io tra poco dovrò farmi la barba. Siccome io me la faccio ancora con le lamette, io uso le lamette Dux, perché Dux lama. Ebbene sì. No, io mi dissocio in diretta perché adesso verranno a prenderti la Ma se psicopolizia tu del vesti in pensiero. orbace, dai, che lo sanno tutti. Io mi dissocio, è Danna, io non c'entro niente con le lamette Dux. Sì, no. Perché uso l'elettrico, non per altro. Vabbè, comunque nel caso abbiamo una scorta di lamette Dux, così potete sfogarvi anche voi. Una che si è sfogata bene col fascismo, pure lei, è Carola Rackete, che trovandosi facendo non trova niente di meglio che candidarsi con il partito tedesco della Linke e dice: io mi candido contro il fascismo, e lo sappiamo tutti chi è il fascista della situazione, quello brutto, puzzapiedi, sporco e maleducato, lo sappiamo tutti chi è, Matteo Salvini, ovviamente.
Certo, guarda, Eh, Carola Rackete è veramente istruttiva, devo dire, perché Carola Rackete è come se fosse Elly Schlein prima di Elly Schlein. Come dirti, anche ridotta all'osso, cioè senza tutte le moine radical chic di contorno, cioè il messaggio di Elly Schlein ridotto all'osso era già tutto in Carola Rackete e andava alla fine a precipitare in quello che dici tu. Cioè Carola Rackete io credo che si sveglia e accende ogni mattina una candela alla salute di Matteo Salvini, perché sta vivendo da non so più quanti anni siano, credo almeno 3 anni, sull'onda di cosa? Del fatto che lei ha commesso un odioso reato, nel senso che ha violato le frontiere di uno Stato in teoria sovrano, l'Italia, peraltro speronando dei mezzi militari. Una cosa che se facesse adesso, voglio dire, non esiste, ma un gruppo, come dire, di sovversivi di estrema destra, ovviamente sarebbe arrestato seduta stante. esatto. Invece la capitana invece è stata applaudita dall'intero mainstream a testate unificate. E lei vive da 3 anni di questa cosa ed era ovvio che il percorso sboccasse in una candidatura, non mi ha meravigliato minimamente, perché insomma per la meglio gioventù progressista capisce in fretta che piuttosto che lavorare è meglio vivere di aver speronato una volta un mezzo militare, ci vive sopra per 3 anni e magari ci vivrà sopra anche all'Europarlamento. Noto che comunque la candidatura della Rackete ha addirittura spaccato il partitino, diciamo, certo non un partito di massa, di estrema sinistra tedesca, perché un gruppo di quel partito se n'è andato perché fin per loro Carola Rackete era troppo. Bellissimo, nemmeno quando nacque il gruppo del Manifesto, una cosa del genere. Veramente, io lo trovo clamoroso. Ma poi appunto campa da 3 anni, vorremmo ricordarlo per chi ci ascolta, perché lei ha messo a rischio la vita di 6 finanzieri che sono stati speronati dalla signorina in questione, indicata come la capitana e come quella che avrebbe dovuto far ripartire la sinistra riparta dalla speronatrice. Se quei 6 finanzieri fossero morti, probabilmente magari avremmo sentito qualche lamento a sinistra. Siccome non sono morti, allora lei è l'eroina che fa le cose giuste e scende in campo ovviamente contro il fascismo. Ecco, ma dove vogliono arrivare questi qui? Questi non hanno più idee. Non ne ha più nemmeno la stessa Schlein, che non si capisce se voglia candidarsi oppure no alle europee, non si capisce che cosa voglia fare anche di questo conclave del PD, di questa riunione, questo ritiro nel resort umbro per discutere che cosa, non si capisce. Cioè, ma che razza di segretario è un segretario che davanti a scelte di questo genere lascia fare al partito quello che vuole? La disciplina Guarda, dove è finita? sì, hai ragione, qui c'è da rimpiangere, diciamo, il centralismo democratico del Partito Comunista, che almeno era una cosa seria. Eh, Nella sua tragicità, diciamo, ma secondo me Elly Schlein ha capito una cosa sola, solo una cosa, ha capito e sta regolando tutte le sue azioni su questa consapevolezza, cioè la consapevolezza che dopo le europee i maggiorenti, mamma santissima, i vecchi capi, i immarcescibili capi correnti del PD le stanno già preparando il ben servito, cioè stanno in queste settimane al Nazareno, che è la sede del PD, non vogliamo essere blasfemi, è tutto un affilare di coltelli ovviamente, perché Elly Schlein politicamente è una morta che cammina dal punto di vista politico della sua segreteria, addirittura sta abbandonando Franceschini, che era il capocorrente suo sponsor, perché ha capito che Elly Schlein non è neanche all'altezza di essere manovrata e quindi questo per Franceschini è un problema. E quindi insomma lei ha capito questo mutamento di clima e lei dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare Carola Rackete, credo, cioè a Bruxelles avere un seggio e mettersi al sicuro, perché se la defenestrano almeno a un seggio all'Europarlamento. E credo che così questo poi sia il Gentiloni può motivo prendere il suo prosaico. posto. Così Gentiloni può prendere il suo posto e lei può passare egregiamente la nottata. È un motivo molto prosaico, ma è l'unico che conferisce una logica alla condotta di Elly Schlein, che se no rientra nel campo del surrealismo puro. Decisamente, ora hanno fatto anche la sfilata in piazza insieme con Conte. Non ho capito se il PD abbia voglia di farsi fagocitare dal Movimento 5 Stelle o se semplicemente sia un caso di confusione totale. Ancora io questo non l'ho capito, devo dirti la verità. Tu che cosa riesci a interpretare in tutto questo?
Guarda, io credo che il PD, e qui davvero c'è il capovolgimento con la storia della sinistra italiana, che ripeto aveva molti difetti ma era una cosa seria. La principale differenza, se ci pensi, tra quello che è il PD e quello che era a suo tempo il PC, è che il PC guidava i processi, cioè proponeva un'agenda sociale, aveva i comitati di fabbrica, le sezioni, insomma, diffondeva un messaggio per me delirante e totalitario, ma guidava i processi. Il PD subisce i processi, va a rimorchio dell'ultimo movimentismo alla Page, i grillini in un caso, gli sciroccati di ultima generazione e gretinismo assortito nell'altro caso, cioè cerca di intercettare degli umori scomposti nella società senza proporre un'agenda organica, ma anzi andando proprio a rimorchio. È così, cioè se va avanti così davvero il leader della sinistra italiana diventa l'avvocato di Voltura Rappola, ma è una fine ingloriosa fin per la sinistra italiana. Oppure il prossimo leader della sinistra italiana può essere Selvaggia Lucarelli, magari. Ah, beh, non ho valutato questa ipotesi. Hai ragione, diciamo che se si vira del tutto verso il partito ZTL, Selvaggia Lucarelli può avere le sue carte da giocare. Tu starai alludendo, come dire, all'ultimo caso di cronaca Sì, infatti. che ha... Vedi, io ti dico la verità, sono molto imbarazzato nel parlare di questa vicenda, perché per quello che mi riguarda non è giornalismo. Cioè, voglio dire, tu mi dici un'inchiesta che ha cambiato la vita di questo paese o che ha scoperto un grosso scandalo a firma di Selvaggia Lucarelli? Vorrei capire. Cioè, Selvaggia Lucarelli, con tutto il rispetto, per carità, ma mi pare che sia molto brava ad avere queste 4 milioni di baionette che vanno in giro per i social, che poi essere popolari sui social è come avere una catena di alberghi al gioco del Monopoli, e però nel momento in cui lei trova quella storia o arriva qualcuno col ditino puntato e dice ah guarda questo si comporta in questo modo, lei si scatena, interviene e predica. Tra l'altro ultimamente non mi pare che le sia andata molto bene, tipo il suo intervento contro quel ragazzo a cui uno squalo in Australia ha mangiato una gamba, veramente mi ha lasciato abbastanza perplesso. Ecco, non mi sembra che queste siano inchieste che cambiano il corso della storia. Non mi pare tutti gli uomini del presidente, qui detto tra noi. No, diciamo che per parafrasare Giorgio Gaber, cioè il problema non è Selvaggia Lucarelli in sé, ma Selvaggia Lucarelli in me, cioè in Sì. tutti noi, inteso in tutti noi. Perché Sì. hai ragione tu, cioè Selvaggia Lucarelli è una, da un punto di vista tecnico, grande professionista del marketing social. Fin Cioè qui del direi che siamo marketing, ampiamente d'accordo. e questo è indiscutibile. Il marketing, come dire, che confeziona al meglio il nulla di giornata. Il problema è chi attribuisce a una professionista di questo campo, e lo dico con tutto il disincanto non moralistico liberale di cui sono capace, ma se tu attribuisci a una professionista di questo campo un'autorità, qui torna al tema, no? D'altronde tu quando svilisci l'autorità la puoi applicare ovunque, no? Cioè, diventa orizzontale, vale sempre, può non valere mai. Se tu dai autorità giornalistico, intellettuale, addirittura come dirti i crismi da inchiesta, come se noi stessimo parlando del Watergate, Sì. a quel punto salta completamente il giochino, perché tu introduci un elemento serio di contenuto in un campo che ha altre legittime logiche. Allora, chi padroneggia ed è conscio di quel campo, come dirti, regge il colpo, lo restituisce e si va avanti. Ma quando questi personaggi vanno a infierire su persone che legittimamente non padroneggiano quelle logiche, no? E che quindi le accusano anche in modo immotivato. Cioè, se mi attaccasse domani su X, ora no perché ne è uscita, ma insomma, Selvaggia Lucarelli, io risponderei con un post e saremmo 1-1, palla al centro, mi divertirei anche. Probabilmente avrei qualche follower in più perché andrei a catena dei suoi, che sono tantissimi. Ma se uno non capisce che la logica è questa e ci crede, poi, come dire, le storie possono prendere delle pieghe bruttissime se non tragiche. Sì, però poi non è che te ne lavi le mani dicendo vabbè, ma io ho verificato una notizia. Vorrei capire al popolo italiano che cosa poteva fregare di una povera disgraziata con pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano che raccontava un episodio di discriminazione vero o presunto tale.
a parte il fatto che io dico la verità della notizia, Enzo Biagi, che mi pare ne capisse di giornalismo un po' più di tutti quanti, diceva che il giornalista cerca la possibile verità, non la verità con la V maiuscola, perché non ti firmi con lo pseudonimo di Gesù. Per cui, siccome non mi pare che né io né tu né lei né gli altri camminiamo sulle acque o convertiamo l'acqua in vino, e allora io non ho molto altro da aggiungere. Cioè, chi se ne frega in fondo di andare a fare le pulci a una povera Crista che si guadagna lo stipendio, si guadagnava quei 4 soldi lavorando onestamente. Per che cosa? Per ottenere cosa? Ma non c'è alcun dubbio, ma anche, come dirti, fare le pulci a un ragazzo a cui uno squalo ha tranciato una gamba, cioè, vorrei anche che provassimo a focalizzare, perché poi la realtà esiste ancora, cioè fuori dalla bolla di X, la realtà esiste ancora. Certo. Questo ragazzo, uno squalo ha tranciato una gamba e tu vai a fare le pulci su ipotetiche sbavature della raccolta fondi, tra l'altro neanche voluta da lui, ma degli amici che volevano aiutarlo. Cioè, da un lato, come dici tu, c'è interesse pubblico zero e quindi siamo fuori dal campo del giornalismo. Poi il giornalismo può essere brutto, bello, cialtrone o serio, come dite, oggettivo per quanto può, schierato in modo dichiarato, ma comunque giornalismo. Qua siamo fuori da quel campo e anche da un punto di vista umano non esce un quadro edificante, no? Quando tu te la prendi con un ragazzo con uno squalo ha tranciato una gamba. E forse, se noi, per tornare all'inizio, se noi ripristinassimo un corretto concetto di autorità, forse poi non attribuiamo autorità a personaggi come Selvaggia Lucarelli. Sì, appunto, anche basterebbe la semplice autorevolezza, perché c'è gente che non ha alcun ruolo, ma gli basta alzare un sopracciglio in virtù della propria autorevolezza e ti fa pisciare fuoco. Quindi io ne ho incontrato qualcuno nella mia vita e tante volte basterebbe anche solo questo. Giovanni, nel mentre, però, siccome in questo paese noi non ci facciamo mancare niente, ecco che a Verona, veramente, ci sono le mie macchine fotografiche qua della DDR che stanno ridendo. A Verona la gente viene incoraggiata a denunciare l'eventuale malversazione del vicino di casa nei cassonetti. Ebbene sì, l'eventuale cattivo uso della monnezza, come si dice, della separazione dei materiali e così via. Allora dovete denunziare, dovete fare le spie. Ma ma questo, anziché andare avanti verso una società più giusta, verso una società più evoluta, il problema è fate le spie del comune? Guarda, io se non conoscessi il collega che l'ha scritto sul libro, Alessandro Dell'Otto, avrei, come dire, dei dubbi sulla veridicità di questa notizia, perché sembra davvero una parodia. Cioè, noi siamo passati dalle vite degli altri, la DDR a cui ti riferivi tu, a il pattume degli altri. Già. Cioè, mettiamo un attimo in fila proprio la cronaca banale, perché poi spesso quando siamo in presenza della farsa basta fare la cronaca, non c'è bisogno di fare il commento. Un'amministrazione comunale, una città importante, operosa, trainante, conosciuta nel mondo come Verona, invita i suoi concittadini a frugare nel pattume degli altri, a fare i delatori della monnezza. Cioè una cosa che davvero neanche la DDR probabilmente era arrivata a ventilare, no? Cioè, mettiamo che si voglia eseguire questa consegna del Soviet di Damiano Tommasi, no? Il sindaco che Sì, probabilmente era un appunto. buon calciatore, ma insomma se continuava a palleggiare col pallone invece che come dire, amministrare la vita delle persone, forse era meglio. No, ma poi proprio lui che ha sempre fatto vanto, insomma, della sua buona pratica e fede cattolica, non lo sa che i figli di Maria non devono fare la spia? No, guarda, è incredibile, è però significativo, perché poi le notizie farsesche poi sono spesso significative, perché ti racchiudono un po' il senso di questa contemporaneità impazzita. E in questo caso è l'iperderiva del politicamente corretto, per cui cioè noi siamo non so neanche dirlo, come dire, al monnezzamente corretto, cioè al fatto che da una sana e normale questione di buona amministrazione come la raccolta differenziata si arriva all'inquisizione sulla monnezza. Allora
La cosa buona è che, conoscendo i veronesi e i veneti, dopo la loro concretezza e la loro serietà, dopo questi provvedimenti, dubito che Damiano Tommasi bissi il successo elettorale, che Pare peraltro ha pure a avuto me. solo per delle spaccature interne al centrodestra, tra l'altro. Però insomma, siamo veramente all'assurdo. È l'assurdo è retto da amministrazione quotidiana. Davvero, non so dove andremo a finire, nemmeno nel cassonetto a sto punto, perché se ci finisci trovi pure il vicino di casa che controlla che tu ci sia finito bene. Ormai siamo all'assurdo di commentare notizie come queste. Senti Giovanni, chiudiamo con una notizia di politica estera che forse è meglio, e magari chiudiamo addolcendoci un pochino tutte queste storie che abbiamo raccontato con uno che invece probabilmente sarà, dopo quella di Richard Nixon, la più grande resurrezione politica dai tempi di Lazzaro, come si disse nel 68 quando Nixon vinse le elezioni presidenziali. Sto parlando ovviamente di Donald Trump che ha stravinto le primarie, i caucuses dell'Iowa. C'è questa Nikki Haley che viene agitata quasi come spauracchio. Naturalmente ci sono i giudici di mezzo. Io non mi stupirei se una mattina Trump cominciasse a parlare in questo modo, perché veramente sembra quasi che Berlusconi lo stia possedendo, non lo so, però vincerà. Ma guarda, ho pochi dubbi, soprattutto più dei giudici lo inquisiranno, più dei vecchi notabili, ormai irricevibili del Partito Repubblicano, dichiareranno di finanziare altri candidati, più si dirà negli attici di Manhattan che la democrazia americana è in crisi, più l'americano medio, il forgotten man, no? L'americano dimenticato, come dirti, dimenticato da Mr. quella Babbitt. sinistra, esattamente. Dimenticato da quella sinistra, da Obama in poi, sì. Perché Barack Obama ha introdotto una rottura nel sistema americano, cioè per la prima volta il Partito Democratico si è molto schiacciato a sinistra, arrivando a mettere in discussione proprio delle fondamenta del sistema americano. Questa cosa ha generato la rivolta del cosiddetto Forgotten Man, che ha votato in massa Trump. L'ho votato in massa anche l'ultima volta contro Biden, poi non è stato sufficiente, c'era un'elezione molto particolare, diciamo, non diciamo altro ma particolare, Sì. ma continua a votarlo in massa, perché quell'America lì che poi è l'America vera, cioè l'anomalia americana, quella che in Europa non si capisce, è l'americano che ha il range, la Bibbia, spesso anche il fucile, ma che per esempio ha un culto sacro della proprietà, che ha un culto sacro della libertà individuale. Io credo che ci serva quell'americano, serva all'Occidente, e se decide di votare in massa Trump, quell'americano avrà le sue ragioni. Questo è poco ma sicuro, anche perché i nostri ascoltatori probabilmente l'hanno sentita nominare poche volte, ma io dico loro un nome: Alexandria Ocasio-Cortez. Ecco, guardatevi da un soggetto simile, perché quello è il futuro del Partito Democratico in America, e io credo tra non molto, tra qualche anno, anche in Italia verrà alla ribalta un personaggio così radical chic. Guarda, l'Ocasio-Cortez valga solo questo per i nostri ascoltatori. Ecco. È una privilegiata di Manhattan che vorrebbe introdurre il socialismo in America, quindi farla finita con l'America come fenomeno storico e valoriale. Grazie a Dio il forgotten man, l'americano medio dimenticato, non vorrà mai che il suo paese sia socialista, e quindi Dio ci salvi, Dio salvi l'americano medio. Questo è poco ma sicuro, e noi ci affidiamo all'americano medio per avere un presidente che probabilmente riuscirà a tenere a bada sia la Cina che la Russia, e a dare quel colpo di reni per mantenere l'attuale ordine mondiale, non quello che stanno cercando di imporci in qualche modo. Almeno questa è la mia speranza. Che dici? Questo Trump 2 potrebbe essere un periodo migliore per il mondo? Guarda, io parto da un dato di storia recente, neanche più di cronaca. Durante i 4 anni dell'amministrazione Trump, Vladimir Putin non ha invaso nessun paese, non ha sparato nessun missile su nessuno stato europeo, non ha fatto neanche nessun... è stato buono. Cioè, Esatto. è l'opposto di quello che dice il mainstream. Donald Trump ha tenuto buono Vladimir Putin. La Cina per la prima volta è stata richiamata al fatto che tu non puoi praticare una concorrenza sleale su larga scala. Soleimani, il vero amministratore del terrorismo, è stato ucciso. Quindi Donald Trump, dal mio punto di vista,
non è che non ha disimpegnato gli Stati Uniti dal mondo, ha tenuto a bada le canaglie meglio del suo successore. Credo che su questo siamo ampiamente d'accordo. L'augurio è che torni presto alla Casa Bianca e che il buon Biden vada a stringere la mano ad amici immaginari, magari mangiando un bel cono gelato servitogli da sua moglie da qualche altra parte senza fare danni. Sì, come dire, auguri al vecchio Joe, ma non per la campagna elettorale. Sì, appunto. E magari si mangerà pure un po' di pignolata messinese, visto che sua moglie è originaria di Messina. Bene. Giovanni, grazie come sempre. Grazie a voi, buona serata. Ci ritroviamo giovedì prossimo, grazie ancora. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Gabriella Runza e oggi vi parlerò del proseguimento della mia saga. Nella descrizione sotto vi lascio il link del video sul primo volume e naturalmente tutti i link d'acquisto. Il primo volume si intitola La maledizione di Lux. In questo video parlerò invece del secondo volume, cioè La mano dell'innocente. Questo secondo atto approfondisce le tematiche già presenti nel primo volume. Questo qui. La saga è ambientata in un mondo di mia invenzione in cui 4 elementi, cioè acqua, aria, terra e fuoco, influenzano l'agire degli uomini. Al centro una guerra tra il nord e il sud di questo mondo e una maledizione di amore e morte che pesa sui 2 protagonisti, Irel ed Eric, rispettivamente principessa di Marinia, il regno dell'acqua, e principe di Rogus, il regno del fuoco. Come vi dicevo prima, nel video sul primo volume ci sono tutti i dettagli. Ora inizia invece la vera presentazione del secondo volume. Irel ed Eric ritornano all'Accademia di Magna, distreggiandosi tra i venti di guerra che spirano sul continente.
Coloro che hanno letto il primo volume si ricorderanno sicuramente che Rogus aveva firmato un patto con Ara, il regno dell'aria, secondo il quale, dopo un ingente prestito del regno del fuoco, Ara avrebbe dovuto ripagare con interessi lo stato del nord. Nel caso non lo avesse fatto, Rogus avrebbe dichiarato guerra ad Ara. E in questo libro la guerra scoppia. Eric sarà il primo ad abbandonare l'accademia per affrontare le nuove minacce. Iriel si ritroverà sola a capire se stessa ed affrontare la sua crescita. Rincontrerà un vecchio fantasma, cioè un personaggio che avete già conosciuto nel primo volume e che cambierà le carte in tavola. In questo libro entreremo molto nella psicologia dei personaggi, capiremo tanto sia dell'infanzia di Eric che della famiglia di Iriel. Due nuove creature elementali faranno capolino all'interno del romanzo, i Dathrit, cioè gli antichi discendenti dei draghi, piccole creature collegate al regno del fuoco, e le sirene, creature collegate all'acqua un tempo appartenenti al regno dell'aria. La loro presenza aprirà una storyline interessante che riguarderà Aralia e Glauco, i due amici e compagni di Iriel. Ci sarà un duello in spada per i nostalgici degli stereotipi del genere e tanto spiritualismo. Non perdetevi quindi questa seconda grande avventura dei nostri eroi, anzi antieroi. Cronache dall'antico continente è una saga epic fantasy con tanto romance, ma che cerca di dare degli spunti riflessivi riguardo anche a degli interrogativi tipici di noi moderni. Ci prova almeno. Per qualsiasi domanda o curiosità aspetto i commenti sotto questo video, ma ricordate che sono su tutti i social tranne TikTok, quindi mi trovate su Instagram, su Facebook, trovate la pagina del libro sia su Facebook che su Instagram, oltre che i miei account personali, e perché no, potrei pensare nei prossimi mesi di raccogliere tutte le domande o curiosità sul libro o sulla saga e farne un video. Se volete darle una possibilità, ricordate che la saga è presente su Amazon. Grazie per essere stati qui con me fino alla fine, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censura. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare. Andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Ormai è un must il nitrile del cavallo, perché il castello Ululi e Ursula... Anzi, Ulu in Romagna ha fatto il patto della piada con la compagna Meloni. Direi. E allora, Carlo carissimo. E come dicono in Romagna, sai come si dice? O come si dice allora? La piada se per sotto, la piada un po' matata. Traduzione, la piada col prosciutto piace a tutti. Voglia. Poi se si tratti della piada o sia un'altra cosa, se il prosciutto sia più simile al salame, lascio fare a voi. 6.000 vittime, quanto la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna, per fare una certa citazione. Esatto. Capo ufficio PAC. E ora cito anche il mio amico
Ti cito anche il mio amico Mario Cevoli, assessore alle varie eventuali del comune di Roncofritto. Esatto. Fatti, non pugnette. Esatto. No, ragazzi, stasera qua veramente un ufficio cambi strepitoso, ladies and gentlemen. Anche perché, sai, o ci ridiamo su o ci spariamo un colpo alla tempia. Non è che c'è Sì, appunto, l'alternativa è abbastanza tragica, quindi meglio riderci sopra. Allora, Carlo, noi cominciamo... Scusa, Dimmi. una prece per Kate Middleton la vogliamo fare? Ci mancherebbe, quale prece? È stata operata, ci mancherebbe. La situazione è un po' delicata, però pare che la ragazza, insomma, ce la faccia, quindi però sì. Poverina, ci dispiace. A me personalmente dispiace, poi non so a voi. Però. A me spiace molto suddito, anche... Dimmi. Te che sei suddito, appunto, voglio dire. Ma sai, io ti dico la verità, lei rappresenta in fondo una nuova idea di monarchia, che è quello che Carlo ha predicato per tutta la vita tra gli sberleffi dei cortigiani più anziani. Pover'uomo, è anche prostatato, quindi Sì, appunto. Cioè, poi sai, uno che riesce ad amare Camilla Parker Bowles merita rispetto. Ma guarda Carlo, intanto da giovane non era affatto una brutta donna, e poi al di là delle... Ma siamo ai livelli di quello che diceva il mio amico Angurione. Cioè? Con quelle buone sono tutti buoni. E quando ti trovi la racchia che separa la tua nobilità, insomma. Carlo, stiamo veramente scadendo nel sessismo, poi arrivano le femministe e ci menano, Carlo. Sessismo? Stiamo raccontando tranche de vie. Ma ci mancherebbe, però ti voglio dire... quasi come Baudelaire. Però scherzi a parte, al di là di considerazioni estetiche, lei in realtà è la donna adatta per lui, perché molti non lo sanno, ma lei è una donna intanto di ampia cultura. Ha questa voce, sì, ha questa voce molto profonda, è una che ama molto la lettura, è una che ama molto il gardening, la campagna, cioè quella vita ritirata un po' all'antica, tipica dell'Inghilterra che piace a suo marito. Infatti è precisa per Carlo d'Inghilterra, che è uomo mite, di vecchio stampo. Io ho avuto occasione non di conoscerlo personalmente, ma insomma di sentirmene raccontare le ingenuità quasi da bambino da Spigaroli, che è un grande produttore di culatelli, uno dei monumenti della gastronomia italiana, che lo ha incontrato perché il principe Carlo voleva fare con i suoi maiali i culatelli. E Spigaroli disse: va bene, se ci vuol provare facciamo. Nonostante gli augusti tentativi, questi culatelli non sono mai arrivati a maturazione giusta, e allora il povero Carlo si sbattezzava per sapere come mai. E Spigaroli gli ha risolto il problema, gli ha detto: mi mandi i tagli dei suoi maiali che ci penso io a stagionarli. E fu lì che Carlo d'Inghilterra si innamorò della nebbia del Po. Perché racconto questo episodio? Sì. Perché ci sono in questi personaggi di altissimo lignaggio, e anche che comunque appartengono bene o male alla storia, perché dei tratti fanciulleschi o dei tratti di come posso dire, di debolezza umana e di meraviglia umana, che forse andrebbero raccontati un po' di più, e lo dicevo perché, avendo ironizzato sulla signora, sulla regina, perché peraltro lei quel titolo ha, sì. Spiegavo che era un'ironia bonaria. Devo dire che insomma, però su di lei si raccontano cose anche, come dire, particolari, che lo comanda a bacchetta, che lui si lascia, sì, questo è vero, irretire dalla signora, che è quella che poi in realtà tiene le redini della famiglia. E va anche detto che in tutte le occasioni in cui c'è stato bisogno di ricorrere alla discrezione, alla decisione, la signora Parker Bowles ha dimostrato
nervo e scusami l'espressione un po' volgare, e palle, insomma. Sì, sì, guarda, questo è vero. Lei è una tipa che comunque si vede che lo domina, anche perché lei sa da che verso pigliarlo. Esatto. Io per esempio sono iscritto alla Queen's Reading Room, che è il canale YouTube dove lei posta, e anche il canale Facebook dove lei posta le letture che fa settimanalmente, incontra i poeti, fanno i reading con i fini dicitori di poesia inglese. Certo, quella volta in cui hanno dedicato uno dei consigli di lettura alla narrativa italiana, io ammetto che Sua Maestà mi ha lasciato un pochettino perplesso, perché sapete per la narrativa italiana quale libro ha consigliato? Elena Ferrante, l'amica geniale. Vabbè. Sicuramente la Ferrante è geniale. Certo, leggere, vedere che leggevano dei passi mezzi in napoletano e mezzi in inglese. Elena and Lenou were riding on the storm in Naples. Uè, guagliò! Cioè, però Sua Maestà e coinvolge lui e gli fa leggere le poesie. Lui, tra l'altro, siccome è stato anche attore in gioventù, Carlo, è pure lui un fine dicitore, molto bravo a leggere passi di prosa. Cioè, secondo me, se non avesse fatto il re, sarebbe stato uno splendido attore. A lui poi è un acquarellista abbastanza abile, insomma. E ama il nostro paese. Quello sì, sicuramente molto, perché io mi ricordo di averlo incontrato sempre, mai di persona, ma insomma visto a Bolgheri, visto a Montalcino, visto nel Senese, insomma. Poi è un uomo che, nonostante diciamo la sua inclinazione green, ama mangiare, e la cosa, come dire, non disgarba. Vabbè, no. Dopo questo elogio dei Windsor, passiamo alle cose nostre. Certo, rinfrancati nel nostro essere bravi monarchici, almeno io. Carlo, però vabbè, ti lascio la tua convinzione monarchica. Sì, io ci godo troppo a questa idea. Mi dispiace, è una delle mie fissazioni. Sono orgogliosamente geloso del fatto di essere un suddito britannico e che ci posso fare. Ti dico la verità, che se io fossi un suddito britannico probabilmente avrei un'altra idea. Sai, io purtroppo da giovane repubblicano come modello c'avevo i Savoia, E appunto. No, io il 2 giugno sono contento che abbia vinto la Repubblica, detto tra noi. Io il 2 giugno, quando penso all'idea che la Repubblica abbia vinto il referendum, sono felice. No, dico, basta che uno faccia il confronto fra i Savoia e Windsor e già capisce perché l'Italia sta messa come sta messa. Insomma. Va bene, andiamo avanti, dai. Allora Carlo, senti, questa settimana ancora a tenere banco l'Ilva e in tutto questo, tra l'altro stamattina il mio amico David Murgia di TV2000 mi ha segnalato questa cosa che hanno mandato la sciamana all'apertura del forum di Davos a fare l'insufflazione dell'alito per allontanare gli spiriti maligni da questa riunione. Carlo, ma qua davvero ci dobbiamo affidare agli oroscopi, agli indovini? Ma pare che Francesco gli abbia telefonato e gli abbia detto: se siete a corto di maghi, c'ho sempre una pachamama in buone condizioni, insomma. A voglia, veramente. No, qui siamo oltre la tribalità. La cosa straordinaria che leggevo oggi è che insistiamo con le auto elettriche, non gli è bastato vedere che a Chicago la gente è rimasta per strada perché il freddo, appunto a proposito di cambiamento climatico, gli ha bloccato tutte le macchine. Ho visto che la Tesla ora sta facendo gli sconti e accetta i bonus del governo italiano, il quale governo italiano non si capisce perché debba dare i bonus per favorire le industrie automobilistiche che con l'Italia non c'entrano nulla. Peraltro la famiglia Agnelli, anzi ciò che ne rimane, che ha ampiamente lucrato sui contribuenti italiani, è stata battuta dalla Volkswagen e si prepara di fatto ad abbandonare l'Italia definitivamente. Avete visto che la Maserati ha altre settimane di cassa integrazione, che è stato smantellato lo stabilimento. Ecco, tutto questo
nel nostro paese però non dà cenno di approfondimento, perché la cosa importante è sapere se la Ferragni sta bene, se la Lucarelli sta bene, se il cuoco della Lucarelli l'ha cucinata o non l'ha cucinata. Oggi guardavo trasmissioni in televisione perché sono tornato da Roma e onestamente ero un po' stanco, quindi ho fatto il minimo indispensabile e ho cercato di guardare un po' che cosa passava in televisione. Devo dire che siamo oltre le sale d'aspetto delle parrucchierie di 100 anni fa, cioè, questi sono pieni dei processi all'assassino. Questo paese ha infinitamente altri problemi e non capisco perché ci debba essere questa cloroformizzazione dell'informazione. Questa è una cosa che No, ma poi detto da voglio dire, da un addetto ai lavori come te, che comunque fa anche la televisione, non è che sta parlando lo snob come posso essere io che dico, che cosa me ne frega a me, io sento solo la radio, la televisione sta accesa un'ora al giorno. Cioè sta parlando un cristiano che ha una fior di formazione sull'argomento. E questo veramente mi inquieta non poco, Carlo, e mi preoccupa, perché a maggior ragione ti chiedo, ma che schifo di paese stiamo diventando? Però dimmelo tra 20 secondi, dopo la pausa, per favore. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna subito a Carlo e Antonino. Eccoci, allora ti stavo chiedendo appunto, da persona che, ripeto, ha una fior di esperienza in tema di fare la televisione, perché questo paese in televisione sta facendo sempre più schifo? Ma io credo per due fondamentali motivi. Il primo perché la concorrenza di Netflix, di Prime, cioè di tutte le serie, eccetera, eccetera, che sono quelle che catturano poi il pubblico dei giovani e delle mamme dei giovani, ha ridotto la televisione in uno stato comatoso. Cioè quello che succederà al nostro mestiere con l'intelligenza artificiale per quel che riguarda la televisione si è già ampiamente affacciato. Invece di reagire col coraggio di dire utilizziamo la televisione per quello che la televisione può dare e ancora non ha dato, cioè mezzo di come posso dire, attestazione delle identità, mezzo di diffusione culturale, mezzo di specchio, starei per dire, di riconoscimento delle istanze di una società. Ecco perché si è ridotto tutto a sollecitazione dell'emotività. Non so se ci hai fatto caso, se tu prendi il palinsesto delle generaliste, perché poi se andiamo sulle trasmissioni, come dire, dei canali specializzati, il ragionamento è un po' diverso, vai a vedere tutto giocato sulla sollecitazione o dell'emotività o degli istinti inconfessabili. Sì, è vero, le morbosità. Le morbosità, come se, poiché la televisione è un mezzo che, come dire, prevede una fruizione passiva da parte dello spettatore, no? Il quale non è come quando legge il giornale che ha una parte attiva, cioè che si deve immaginare dalla parola scritta ciò che è accaduto, che deve comunque fare un'elaborazione del contenuto. La televisione ti dà ti ricordi, nei tempi in cui era autorevole si diceva l'ho visto alla televisione, esatto. E anche tu avevi visto una cosa falsa, era come ma l'ha detto la TV. O l'ha detto la TV, insomma. Ecco, siccome ha questa fruizione passiva, si ritiene impossibile veicolare attraverso la televisione dei contenuti riflessivi, cioè che facciano in modo che chi guarda, chi ascolta,
si mette in moto in un meccanismo critico, di lettura critica di ciò che è accaduto, e quindi gli vengono proposte delle robe preconfezionate. Ma mentre una volta si aveva il riguardo a, come posso dire, segmentare gli spazi televisivi in una sorta di dosaggio fra emozioni, istruzioni, approfondimenti, eccetera, eccetera. Oggi no. Oggi c'è una totale conformazione al codice starei per dire, dello stupore. E quando una cosa stupisce, alla lunga rincretinisce. Sì. Tu puoi guardare i fuochi d'artificio per 10 minuti. Se tu li guardassi per 3 ore, alla fine esci, sei completamente rincoglionito. Ecco, questo è quello che la televisione, secondo me, sta facendo. Te lo dico perché, per esempio, io l'altro giorno hanno messo in onda una mia puntata di Linea Verde tutta giocata sulla retroscena del Palio di Siena, quindi immaginati che cosa significava. Cioè, L'ho vista, infatti. Rinunciare completamente al facilissimo corredo iconografico del Palio per andare invece a spiegare che cazzo è il Palio, cosa significa, qual è la dinamica, eccetera, eccetera. Mi hanno detto prima che andasse in onda, ma certo che c'hai un gran coraggio a proporlo in questo modo. Risultato, ho fatto quasi 4 milioni. Il che vuol dire che non è il pubblico incapace di recepire, no, ma è chi fa revisione incapace di ragionare, e questo è drammatico. Sì, è drammaticamente vero, peraltro, caro Carlo, è drammaticamente vero, perché per esempio io questa storia che delle biglie con i colori delle contrade che si chiamano Barberi, io questa non la sapevo, eppure è bastata la semplicità della narrazione di Peppone, voglio dire, una minchiata in sé è una cosa semplice, però quella è la curiosità che ti dice aspetta, mo sto qua e voglio vedere che succede, cioè anche nella narrazione imparare qualcosa. Ma proporre semplicemente cioè prendere le persone per mano e farle entrare dentro un contesto nel quale loro poi riescono a muoversi autonomamente, perché poi si fanno loro l'idea di quello che gli interessa, che vogliono sapere, eccetera, eccetera. Ma vedi, queste operazioni, per esempio, c'è una trasmissione che viene ritenuta di grandi inchieste, di rottura, eccetera, eccetera, no? È inutile che faccia il nome, capite di quello di cui si tratta. Beh, ogni volta che io sono andato poi a misurare la effettiva novità dei contenuti, non c'è mai nulla di nuovo. È semplicemente un pigliare ciò che è stato scartato dagli altri, perché evidentemente non ha fondamento, o perché è discutibile, o perché è invecchiato nel tempo, e ricondizionarlo. Cioè è perfettamente una trasmissione in linea col Green Deal della signora von der Leyen. Sì. Perché è un riuso di contenuti stantii. Sì. Allora, la trasmissione di punta oggi, se tu volessi fare, come dire, un'inchiesta vera, comincia a farti questa domanda. Ma perché Bill Gates ha comprato 200.000 ettari di campagna? E perché i contadini europei protestano quasi contemporaneamente all'esordio di questo signore? E perché quasi contemporaneamente all'esordio di questo signore si sono modificate le opzioni agricole nel mondo e anche sanitarie? Oppure è venuta fuori sta storia che la Cina aveva isolato il Covid 15 giorni prima di comunicarlo all'OMS, ma non solo, che probabilmente conoscevano il virus da 10 anni.
Allora, è più interessante stabilire se il padre del Presidente del Consiglio, che lei non ha mai più visto dall'età di 4 anni, era o non era coinvolto in traffici di droga, come peraltro avevano già appurato delle sentenze passate in giudicato e quindi la novità non c'è, o è più interessante domandarsi se? Ma sai, è più facile andare a dire che quel signore era un signore per male e quindi chissà. Ho capito. Allora qui vedi che torna non la necessità di usare la televisione come mezzo di asseverazione di fatti rispetto ai quali tu fai poi delle connessioni, perché ovviamente se devi imbastire un programma non ti puoi limitare alla fotografia, no? Devi fare. Ma se fai questo devi studiare ciò che capita e devi avere sufficienti pezzi d'appoggio per sostenere il tuo ragionamento. Se invece fai l'altro e giochi semplicemente sulla sensazione, sul sensazionalismo, sull'impressionabilità del pubblico, ti viene buona qualsiasi cosa. Come dire, ma se io oggi ti andassi a prendere i filmati dell'uomo più alto del mondo, che è morto, mi pare, già da 5 o 6 anni, e te lo presento come nuovo e comincio a dire: guardate, questi sono i nuovi dominatori del mondo, tu sei contentissimo perché cazzo, mentre si stai mangiando la tua fettina panata, sobbalzi di fronte a questo monstrum. Ma ci vorrebbe qualcuno che ti racconta: guarda che quello è morto da 4 anni, da 5 anni, guarda che quel fenomeno lì, poveraccio, era affetto da una gravissima malattia e ha fatto una vita d'inferno. Ecco, una volta la televisione faceva questo, seguiva esattamente i canoni della carta stampata o del grande giornalismo, semplicemente declinando con un mezzo diverso, dunque con un linguaggio diverso, i fatti, ma la materia dell'interesse quella era. Oggi non è più così. Però insomma, scusami Carlo, sono passati 50 anni dalla fine di quello che fu il suo regno, ma allora la frase apocrifa che viene attribuita a Bernabei, e cioè che i telespettatori italiani sono 21 milioni di teste di non diciamo cosa e quindi come tali vanno educati, è ancora valida. Cioè, abbiamo fatto il giro con la TV a colori, la TV commerciale, la TV via satellite, la TV via internet, la TV dell'anima degli mortacci, della massima tecnologia che c'è ora, e il risultato è sempre quello, che i telespettatori italiani sono 21 milioni di teste di legno. Ora qualcuno in più. Questa è la considerazione che fece Bernabei allora. Ti devo dire che però superiori ai telespettatori italiani come teste di legno ci sono i politici che si occupano di comunicazione. Perché ricorderà, ti faccio notare che in Italia il dibattito sulla televisione si è concentrato esclusivamente su un tema. Se Berlusconi, attraverso le sue televisioni, il conflitto di interessi, basta. Fosse in grado di raccattare voti o meno. Sì, ma fratello mio, io avevo 14 anni quando è cominciata sta storia. Ecco, ma non ci siamo smossi da lì. Io imparavo il latino e il greco 30 anni fa. Quando senti i dibattiti sulla Rai, quando senti la canea quando senti dire ma la Rai si pentirà di aver perduto Fazio quando Fazio se n'è andato da solo per fatti suoi, andando a raddoppiare i suoi già lauti guadagni, e ci vuol passare pure da vittima, e tra l'altro ospita anche dei signori sedicenti pontefici. Il tema non è. Quante cose dovremmo dire su questo, caro Carlo. Comunque, vai avanti. Il tema non è se la televisione sia o no in mano alla politica. Il tema è se la televisione sia un prodotto ancora vendibile, fruibile e in che misura. Secondo me è morta e ancora non lo sa.
Ma la cosa che so è che la radio sicuramente non morirà mai. No, la radio no. E la cosa che so è che la televisione si può fare bene o male, certamente va fatta in maniera diversa da come viene fatta adesso. Ma ti dirò di più, che la televisione antica, se così possiamo utilizzare un termine per un mezzo di comunicazione che comunque non ha ancora compiuto neanche 100 anni, era sicuramente migliore di quella attuale. Ma non Per esito. quel che riguarda l'Italia, poi per quel che riguarda il resto del mondo dovremmo fare molti ragionamenti, però per quel che riguarda l'Italia è sicuramente così. E sai perché? Perché tutto sommato gli imprenditori televisivi si assomigliano l'uno con l'altro e non si fanno male. Se tu ci fai caso, le uniche reti che tentano dimensioni diverse di rapporto col telespettatore sono le reti che non hanno a che fare con i vecchi modelli e che nascono per esigenze diverse da quelle della comunicazione, cioè dell'informazione, nascono perché devono affermare un prodotto, nascono perché devono, ecco, e utilizzano la televisione come veicolo di valori, ammesso che si possa parlare di valori, che appartengono al loro universo di marketing. Se tu prendi il 9, che è, come sai, il canale Fazzista. Fazzista. E vai a vedere il palinsesto della 9, ti rendi conto che la 9 fa esattamente il mestiere che avrebbe dovuto fare Rai 3, visto che Rai 3 si piccava di essere progressista, ma lo fa in maniera libera da vincoli ideologici e lo fa approfittando volta per volta delle, come posso dire, delle situazioni che il divenire della quotidianità propone. La cosa straordinaria è che sul 9 ci sta una trasmissioncina carina, molto carina, tra l'altro fatta benissimo, che si chiama Cash or Trash, dove la gente va a vendere agli antiquari della Trouvaille, e contemporaneamente ci sta Fazio, ci sta Crozza e contemporaneamente ci sta la compagine del Fatto Quotidiano, ma poi ci stanno anche i documentari che accontentano. Ci sta Barbieri con gli hotel, voglio dire. Ci stanno i signori che continuano a dare credito ed è veramente un miracolo, bisognerebbe dedicargli un saggio alla settimana enigmistica perché gli piacciono i documentari. Ecco, c'è una personalizzazione del rapporto con lo spettatore che a mio modo di vedere la Rai ha perduto. Sì. Vabbè, però oggi abbiamo fatto una trasmissione sulla televisione, non so se la gente è contenta di tutto ciò. Ci sono un sacco di altre notizie economiche che possiamo aggredire. Come no? Infatti quello che ti volevo dire, questa crisi del Golfo, cioè le navi che devono metterci 12 giorni in più per arrivare fino in Europa saltando il canale di Suez, circumnavigando l'Africa. Adesso l'Iran che tira i missili al Pakistan e la tensione che sale anche nello stretto di Hormuz, da dove, correggimi se sbaglio, il 30% del petrolio mondiale esce per raggiungere le raffinerie ed essere commerciato in tutto il mondo. Ieri io ho parlato con l'onorevole Bonfrisco dice qua lunedì l'Europa deve decidere se ha una spina dorsale oppure no e prepararsi eventualmente anche a misure di tipo militare. Noi abbiamo già 2 navi della Marina Militare nel Mar Rosso, probabilmente dovremo mandarne anche nello stretto di Hormuz, chi lo sa. Allora, la domanda è, Carlo, st'Europa può catalizzarsi o coagularsi davanti a queste difficoltà economiche che sono anche, ecco, giro a te questa osservazione della Bonfrisco, sono anche il ritorno della geopolitica, perché noi per 30 anni ci siamo crogiolati appresso a It's the economy stupid, come aveva detto Clinton, però poi la realtà ha ripreso il sopravvento. Il sopravvento è che a quelli con la barba di Teheran il concetto d'economia interessa fino a un certo punto, a quelli di Hamas meno ancora. Ti posso dare una risposta? Prego. Secondo te,
essendo che in Europa ci sono porti come Rotterdam, come Anversa, come Amburgo, potrà mai l'Europa pigliare una posizione che favorisce o meglio tutela gli interessi degli approdi mediterranei? Ah, figurati, in Tocula a Genova, a Gioia Tauro e a Venezia pure, già che c'è. E perché gli spagnoli nicchiano quando Perché quelli una finestra sull'Atlantico ce l'hanno. Non solo, ma se tu circumnavighi e devi arrivare in Europa, il primo porto utile si chiama Inghilterra. Barcellona. Barcellona, sì. E quindi significa che tutta la parte del Mediterraneo, per capirci, da Marsiglia in avanti, è out. Esatto, non Ed serve è nulla. l'ennesima dimostrazione del fatto che l'Europa è una somma di egoismi guidati da una signora che fa solo ed esclusivamente gli interessi delle burocrazie e con una maggioranza, diciamo così, politica che è totalmente disconnessa dalla realtà dei cittadini europei e del mondo. Perché ti voglio far ricordare che il signor Borrell, cioè il nostro ministro degli esteri europeo, che non conta nulla, è quello che continua a dire che tutto sommato processare Israele per genocidio non fa un soldo di danno, anzi accredita l'Europa come luogo di difesa della civiltà, perché ci deve essere proporzione. E questa cosa Borrell la dice nel momento in cui la Reuters ti fa vedere quei figli di, lasciami perdere, sto per dire un'enormità, di Hamas, che giocano a palla con la testa dei bambini israeliani. Allora, è vero quello che tu dici, la realtà si incarica di essere più feroce dei cachinni delle diplomazie, ma l'Europa purtroppo è una condizione di totale inanità e debolezza, ma per un semplice motivo, che ha cercato di fare come le favorite del Re Sole, di accontentare tutti per rimanere simpatica a tutti. Ma così scontenti tutti. Ma le favorite del Re Sole, appena sfioriva la bellezza, venivano mandate in mezzo ai maiali perché le estinguessero. E ti posso dire che la faccenda del Golfo Persico, per quel che riguarda l'economia, ha ragione Giorgetti, il quale però parla sempre a mezza bocca, a mezza voce. Secondo me qualcuno gli dovrà pure andare a dire che qualche volta il coraggio di urlare lo deve pure avere, lo deve pure trovare. È anche vero che poi c'è sempre la famosa pagina del Manzoni che dice che, no? Se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare, diceva di sé Bonabondio. Detto questo, però, il tema è noi siamo l'unico vero paese dell'Europa che dalla crisi del Golfo ha da rimetterci le penne. Perché c'è una cosa che nessuno dice. I tedeschi, zitti, il gas da Putin l'hanno ricominciato a comprare. Ah, colpo di scena. Capito? Ma quindi il Nord Stream funziona adesso? Diciamo che può arrivare in molti modi sto gas. E il fatto che, non so se hai notato, che la Russia in questa faccenda, quella medio orientale, è abbastanza schiscia. Sì, stanno tenendo la bocca accuratamente serrata su questo argomento. E secondo te perché? Perché evidentemente ci sono dentro fino al collo. No, ma se ci sono dentro fino al collo, vuol dire che la loro, come dire, posso dire, internazionale dei fossili
ha preso corpo. Sì. E quelli che hanno più bisogno di tutti di questa internazionale dei fossili sono i nostri amici tedeschi. Allora, per questo motivo io non credo che ci sarà la possibilità. E oltretutto i nostri amici tedeschi con i loro porti, insieme agli olandesi, hanno tutto da guadagnare dall'allungamento delle rotte. Per questo motivo credo che non ci sarà nessuna missione, come posso dire, sotto l'egida dell'Europa. Poi sì, certo, diremo abbiamo partecipato alle manovre NATO, siamo saldamente inseriti nel quadro occidentale, però i noccioli li contiamo solo noi italiani, ma la stessa cosa vale per l'Ucraina. Non so se hai notato come Orban, che non sta simpatico alla signora von der Leyen né a nessun altro, abbia detto papale, se gli date ancora una lira a questo disgraziato io faccio saltare tutto, perché questo mi sta ammazzando la mia agricoltura con le importazioni in dumping del grano. È andato in Europa e gli ha detto ah sì, voi mi bloccate i fondi, perfetto, io non vi faccio uscire uno spillo da mandare a Kiev. Vorrei che fosse chiaro che noi stiamo assistendo proprio di fronte a questa crisi alla totale inutilità della struttura europea, totale. È vero. Totale. È vero. E stiamo assistendo ad un'altra cosa, alla evidenza che l'Europa esiste nella misura in cui serve ai tedeschi. Esatto. Ora faccio l'osservazione di palo in frasca. La signora Lagarde rischia di fare la seconda, e cioè di tenere i tassi, mentre si è accorta tardivamente che l'inflazione, come posso dire, si alzava e quindi andava in qualche modo fermata, ma vi ricorderete che lei disse si tratta solo di una fiammatina, poi ci ha ammazzato con dei rialzi di tassi a raffica che quelle del Kalashnikov sono i pallini ai cerbottane quando eravamo bambini. Adesso non vuole mollare sui tassi, rischia di non capire che la fase recessiva è imminente, ma sai perché lo fa? Perché? Te lo spiego. Perché la signorina Schnabel, che sta nel board della BCE in nome e per conto della Bundesbank, ha un piccolo problema, che la Germania vuole recuperare posizioni economiche a discapito delle altre economie e per farlo vuole agire sui tassi. Ti faccio un esempio che capisce anche il mio cagnolino. Noi abbiamo oggi con questi tassi, e nonostante lo spread stia basso e i rendimenti siano tutto sommato tranquilli, un servizio del debito che ci costa intorno ai 90 miliardi. Quei 90 miliardi più il regalo che ci ha fatto Conte col super bonus rendono sostanzialmente impossibile all'Italia fronteggiare qualsiasi emergenza economica con l'intervento pubblico. Bene, se l'Italia, che comunque sta performando un po' di più rispetto agli altri europei, ma insomma stiamo parlando di decimali, non stiamo parlando riuscisse ad avere uno spazio fiscale per investimenti che vanno oltre quelli del PNRR, ma anzi consentono magari con una lieve detassazione di incrementare le marginalità di profitto delle imprese e quindi mettere in moto di nuovo la macchina di produzione industriale, diventa un concorrente temibilissimo per la Germania, che in questo momento ha un problema grandissimo, che è quello della inconsistenza della sua industria, nel senso che l'industria tedesca non riesce a produrre tanta ricchezza quanta ne produceva prima. E allora come fai a tenere al guinzaglio un paese come l'Italia? In una maniera molto semplice, gli fai pagare il suo enorme debito pubblico salatissimo, in modo che non abbia margini di manovra. Questo è il motivo principale per cui i tassi in Europa non scenderanno,
vi faccio poi notare che l'utilizzo politico dei tassi di interesse da parte della BCE è probabilmente l'unico riparo che la maggioranza Ursula, cioè PPE e PSE, ha rispetto ad esiti delle elezioni europee che si attendono particolarmente gravosi per la sinistra, no? Perché voi sapete che ci sono in giro dei sondaggi che dicono che la Francia probabilmente preferirà finalmente Marine Le Pen, che peraltro ha fatto un'operazione di pulizia della sua immagine e del suo partito straordinaria. Oggi non è più considerato un Rassemblement National fascista, è considerato un partito di destra ma accettabile. La Slovacchia è andata come è andata. In Spagna Sanchez ha vita brevissima perché non riuscirà a governare. In Olanda il governo non l'hanno ancora fatto. In Polonia è vero che ha vinto Suk, ma è anche vero che la Polonia si trova in condizioni economiche particolarmente difficili e che quindi probabilmente chiederà un cambio di passo all'Europa, e comunque è quella che si sta armando per conto proprio perché non si fida dell'Europa e vuole difendere i confini, è quella che ha rifiutato l'accordo sul grano perché deve difendere le sue produzioni. In Cechia sta succedendo l'ira di Dio dal punto di vista politico-economico. Orban è quello che sappiamo. Insomma, abbiamo un puzzle di governi o di situazioni in essere nei paesi che sgretolano di fatto la tracotanza dell'Europa, con un segnale, e qui mi fermo, che è quello di Mario Draghi, il quale Mario Draghi ha detto una cosa molto semplice: o l'Europa si rimbocca le maniche e fa autocritica rispetto al suo modello economico, oppure è destinata al declino senza possibilità di ritorno. Ma avete letta questa cosa, no? Che quando lui ha incontrato prima gli industriali, poi ha incontrato i commissari europei. Io ho scritto per primo che secondo me questa è una candidatura di Draghi al posto di Charles Michel, che peraltro si candida, l'ex presidente, cioè l'attuale presidente del Consiglio europeo. Ma è anche vero che Draghi non gliel'ha mandata a dire, incaricato dalla signora von der Leyen, che è sempre lì e Urula, di indagare sulla ripresa di produttività dell'Europa. Lui ha risposto: l'Europa deve fare una profonda virata sul suo modello di sviluppo, altrimenti la produttività non la recupera. Allora, se stiamo messi così, la domanda centrale è possibile che noi continuiamo a ritenere che questa Europa sia il luogo dove possiamo trovare compensazione alle nostre deficienze e avere e ottenere uno standing internazionale che ci consente ancora di recitare una parte da protagonisti nel mondo? Mi pare che la risposta sia implicita, è no. E se le cose stanno così, visto come sta messo oggi il quadro geopolitico che tu prima acutamente disegnavi, noi siamo destinati a diventare un'area economica e politica di serie B. Ora, prima ce ne accorgiamo, prima ci facciamo i conti con questa verità, e meglio è. Esattamente. Aggiungerei anche un'altra cosa: questo però non significa scappare dall'Europa o significa cambiarla. Cioè, chiunque oggi, come posso dire, inalberasse lo slogan "via dall'Europa", perché va rinchiuso, ma non perché sia una prospettiva, come dire, che non sta che è esecrabile in sé, ma è semplicemente una prospettiva. È come quando si faceva al liceo, ci sono le equazioni a incognita indefinita, e uscire dall'Europa oggi per il nostro paese è pressoché impossibile data la massa di debito che abbiamo, ma è comunque un'incognita. Il problema è cambiarla questa Europa, ma il problema è mandare in Europa gente
che è disposta a battersi per il cambiamento. Vedi, io sono rimasto molto impressionato oggi da una dichiarazione di una persona che stimo molto, e che è Paolo De Castro. Paolo De Castro, come sapete, è stato ex ministro della agricoltura, è un prodiano, è un PD, insomma, che però è anche uno che è caso raro tra molti politici, dice quello che pensa e dice pane al pano, vino al vino. E soprattutto sa quello che dice, insomma. Esatto. Io l'ho seguito negli anni per Italia Oggi, mi è capitato anche di intervistarlo e confermo, mi trovo d'accordo con quello che tu stai dicendo su di lui. E oggi ha detto una cosa di una gravità assoluta. Ha detto: l'Europa ha fatto di tutto per convincere i contadini di essere loro nemica. È vero, c'ha ragione. Allora, sai, quando tu pensi che ancora oggi la principale fonte di spesa di investimento dell'Europa è la PAC. Appunto, i sussidi lo diciamo per chi ci ascolta, i soldi per l'agricoltura, in termini molto banali. Sapendo perfettamente che senza agricoltura un'area così estesa ed ampia come l'Europa non mangia, e ti senti dire da uno che se ne intende veramente: l'Europa ha fatto di tutto per apparire nemica dei contadini, e secondo me, se uno lo va a grattare, ti dirà anche in effetti è nemica dei contadini. E quando senti, come è capitato a me ieri l'altro, intervistandola, la capa dei contadini francesi che mi dice: noi non ne possiamo più di non avere garanzie sui prodotti di importazione che entrano in Europa, che mentre noi siamo vincolati al rispetto di regolamenti e leggi durissime dal punto di vista ambientale, questi fanno come cappero gli pare. Ecco, quando senti tutto questo, la domanda che ti devi fare è: non buttiamo giù l'Europa, ma cambiamo l'Europa. Solo che per cambiare l'Europa ci vuole un'attenzione forte, come dicevi tu giustamente, alla effettiva portata dei problemi. Devi conoscere i dossier, devi stare lì, ti devi impegnare, devi chiamare il tuo paese, indipendentemente dagli schieramenti, alla tutela dell'interesse nazionale. Questo nella compagine europea italiana non è mai successo, perché il PD è sempre andato, PD e 5 Stelle e i Verdi, sono sempre andati verso l'approvazione dell'ideologia che il Ce lo chiede l'Europa. Il famoso ce lo chiede l'Europa. Ma poi c'è un altro elemento. Noi non abbiamo mai dato all'Europa la sensazione, come paese fondatore, di pretendere il rispetto che si deve a chi ha cominciato a costruire la casa europea. Se tu senti parlare Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, ma italiano teoricamente, dà dell'Italia un'immagine e esprime dell'Italia un'immagine come se noi fossimo la disgrazia dell'Europa. Allora, il tema sta tutto lì. Il tema sta: siamo in grado noi oggi di avere come paese una forza di interposizione rispetto alle follie della Commissione europea, penso al Green, ma posso pensare a molte altre cose, che come paese, non come singoli schieramenti di partito, ma come paese pone l'esigenza che le politiche europee tengano conto delle specificità dei singoli paesi, sì o no? Infatti. Capito? Perché noi stiamo per andare incontro a procedure di infrazione su della roba che meriterebbe di andare a Bruxelles e prenderli a schiaffi. Tu non mi puoi dire che la concorrenza sui balneari fatta in Italia deve essere uguale a quella che fai in Norvegia, perché una concessione balneare a Tallinn tu ha un dispiegamento di fruizione di 15 giorni
e dal punto di vista della capacità di creazione di reddito non è uguale a una concessione a Portofino. Appunto. E quindi se ci deve essere un principio di reciprocità, non mi puoi dire che tu mi dai la concessione a Tallinn e ti pigli quella a Portofino, abbiamo fatto barca pari. No, perché io ho una mia specificità, tant'è vero che spagnoli e portoghesi rispetto ai loro lidi hanno detto non se ne parla manco per niente 90 anni di concessioni. Lo stesso vale per il commercio ambulante, lo stesso vale per le casse di risparmio, lo stesso vale per l'Italia, lo stesso vale per l'ILVA, lo stesso vale per le banche, lo stesso vale per una serie infinita di altre cose. Ma noi tutto questo non lo abbiamo fatto diventare piattaforma di azione politica, l'abbiamo fatto diventare occasione di scontro interno tra i diversi partiti e al massimo pretesto per piangere. Non va bene così. Carlo, io mi spiace doverti salutare con questa brutta immagine, però speriamo che giovedì prossimo allora avremo qualche immagine un po' più lieta. Che dici? Ma sicuramente sì, io sto disperatamente cercando delle foto della signora von der Leyen in desabillé per allietare i nostri... Mamma mia, Carlo, dai, devo pure mangiare tra un po', così mi passa... Ma guarda che la baronessa, voglio dire, ha il suo perché. Amen. Giulio Cesare, Abbraccio, il Carlo. cavallo? Ululà. E la baronessa? Ululì. Antonino, stasera le linee sono state mute, i nostri amici non ci hanno puzzicato, chissà perché. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque un finale davvero equino. Io una idea me la sono fatta. Che ormai si sono così assuefatti come posso dire, al tran tran della disgrazia che non reagiscono più. Vabbè. Speriamo in bene. Un abbraccio. A me fra un po' mi fa la Fiorentina, quindi voi capite che... la Vibonese ha vinto ieri 3-2, va bene così, visto, contro il Ragusa. Seguo il girone della Vibonese come se fosse, come posso dire, la consegna delle tavole della legge, non so come dirti. Siamo commossi, grazie. Antonino, te voglio bene a tutti, grazie di averci ascoltato e alla prossima. Grazie. Ciao. Qui Parlamento adesso. Avete ascoltato Ufficio Cambi. Lavorare! Qui Parlamento. La linea torna ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo già con noi Ingrid Bisa. Intanto ci si scusa con le signore per averle fatte aspettare, perché è dovere di educazione e di urbanità. Onorevole, le chiedo scusa per il ritardo. Secondo, buonasera e bentrovata. Grazie mille a voi per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Grazie. Onorevole, senta, oggi si è parlato e si è approvata questa norma contro gli ecovandali. Io mi permetto di suggerire un eventuale emendamento nel caso in cui ci fosse ancora tempo per qualche modifica. L'emendamento Danna, cioè ripulire leccando con la lingua il bene artistico e culturale che viene danneggiato. Se lo potete inserire, io sono quanto mai felice di cedervi l'idea, ma scherzi a parte. Ecco, le nuove norme cosa prevedono? Credo che veramente sia una norma di buon senso che era necessaria, perché abbiamo visto che le norme, seppur esistenti, non erano efficaci. La grande novità di questa disegno di legge, che tra l'altro poi nasce da delle proposte depositate alla Camera e al Senato da parte di due colleghi della Lega, il senatore Borghi e l'onorevole Bagnai, poi confluito in questo disegno di legge appunto governativo. La grande novità è la sanzione amministrativa, nel senso che è stato creato un doppio binario, quindi aumentate da una parte sostanzialmente le pene, le misure detentive sostanzialmente, e dall'altra parte inserite le sanzioni amministrative, che sono, direi, insomma, non banali, perché abbiamo inserito che
il fatto che chiunque distrugge, disperde o deteriora o rende appunto in tutto o in parti inservibili dei beni culturali o paesaggistiche è sottoposto a una sanzione amministrativa da 20 a 60.000 euro. Ulteriormente, fuori da questi casi, chi sostanzialmente deturpa o imbratta beni sempre culturali o paesaggistici è sottoposto ad una sanzione amministrativa sempre che va dai 10.000 ai 40.000 euro. E l'ulteriore novità è che appunto nel momento in cui c'è il pagamento della sanzione amministrativa, questa va nelle casse dello Stato praticamente, in particolare del Ministero della Cultura, e servirà sostanzialmente per ripristinare quelli che sono i beni, perché non è pensabile che ci siano vandali, perché le persone che imbrattano beni culturali, e sappiamo insomma il valore di quelli che sono i beni culturali nel nostro paese, che non ha un valore economico perché è veramente inestimabile, possono essere qualificati solo vandali, e non è pensabile che il ripristino di questi beni debba sostanzialmente andare nelle spalle di tutti i cittadini con le proprie tassazioni. Quindi è stata inserita questo sostanzialmente restituzione di questi soldi attraverso il Ministero della Cultura per il ripristino praticamente delle opere danneggiate. Quindi questa è una cosa veramente molto 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 importante. Ulteriormente poi adesso cosa succedeva? Succedeva che chi effettuava, abbiamo visto insomma persone all'interno anche dei musei che imbrattavano di colore le teche, quindi le parti che ricoprivano magari ad esempio un Van Gogh o qualsiasi altro quadro di valore veramente ingente, non potevano essere puniti perché dicevano tanto comunque c'è una parte che protegge il quadro, io il quadro non lo distruggo, non lo vado ad intaccare. Però è il gesto culturale che non va bene, perché comunque è uno sfregio per questioni ideologiche, perché fino adesso abbiamo visto che in riferimento a situazioni ideologiche di manifestazioni ci sono state persone che appunto abbiamo visto insomma di recente l'imbrattamento della facciata del Senato, ma anche solamente il fatto, io sono veneta, Venezia, il Canal Grande imbrattato di colore verde, cioè è proprio il segno culturale di mancanza di rispetto nei confronti di un bene comune che ha un valore, che ha comunque cioè determina la nostra identità storica anche, cioè fa parte della storia del nostro paese. Allora non si capisce perché non si doveva praticamente intervenire, e quindi il governo ha fatto bene, il Parlamento ha avallato quello che ha fatto il governo. E l'ulteriore appunto, e questa ulteriore novità è che se il fatto appunto viene svolto nei confronti appunto di teche, di custodie o da altre strutture che comunque proteggono in qualche modo il bene culturale, oltre ad una pena di reclusione da 1 a 6 mesi, c'è sempre una multa da 300 a 1.000 euro, perché ovviamente comunque c'è un danno minore, però comunque c'è sempre un danno, perché poi bisogna comunque ripulire, e quindi serve comunque personale che ripulisca questo. E quindi io credo che veramente sia una norma che spero insomma che sia anche deflattiva, e che quindi le persone adesso ci pensino, perché poi quando comunque tocchi le tasche delle persone a livello economico, forse magari pensano un attimino prima, un po' di più, insomma, prima di effettuare un danno alla collettività, perché poi è un danno alla collettività. Sicuramente, guardi, io ho esordito con la proposta di emendamento, mi passi la proposta perché siccome ho fatto anche la guida al Duomo di Milano, io ricordo ancora, e quando ci penso mi scatena una rabbia sorda, quando sulle scale che portano su alle terrazze del Duomo, il bellissimo biancore del marmo di Candoia è stato sfregiato da 2 imbecilli che hanno scritto con l'evidenziatore tanti saluti da Correggio. Ora, per carità, tutto il rispetto per i cittadini di Correggio, però certo,
questi due restano due imbecilli che hanno danneggiato, comunque hanno sporcato un bene artistico, e lo fecero addirittura sotto le due lucertole che sono scolpite nel marmo di Candoia, appunto nel camminamento che porta su alla terrazza principale. Quindi diciamo che lo prendo quasi come un'offesa personale, ecco, ogni imbrattamento che viene fatto su un monumento, o addirittura quella cosa che io ho trovata francamente oscena, di buttare il colorante verde nei canali di Venezia. Quello è stato veramente una cosa di una demenzialità unica, quindi ben vengano sanzioni del genere. Sì, appunto il governo e noi legislatori, insomma, abbiamo cercato di capire quale poteva essere lo strumento più idoneo, visto che la norma attualmente è vero che c'era, però non funzionava, perché se tu comunque hai una norma e le persone continuano a infrangere comunque quella norma e a commettere un reato, significa che quella norma deve essere corretta, che non era sufficiente praticamente per far sì che le persone non commettessero più questa tipologia di reato, perché comunque, ripeto, sono beni che hanno un valore inestimabile, e in Italia, insomma, è il giardino del mondo, e quindi un motivo ci sarà per il quale, insomma, bisogna cercare di tutelare a 360 gradi questi beni, appunto, che abbiamo, che ovviamente sono anche indotto economico. Perché ci sono persone da tutto il mondo, ovviamente, che in tutte le stagioni, caldo o freddo che sia, che vengono appunto nel nostro paese a visitare appunto i tantissimi beni culturali, paesaggistici, artistici che ci sono, insomma, e che ci invidiano un po' in tutto il mondo. Quindi io non capisco veramente la ratio di queste persone, che c'è il diritto di manifestare ovviamente in Italia e tutti lo possono fare, però nel rispetto comunque di un bene altrui, e quel bene altrui è il bene comunque di tutti gli italiani, di 60 milioni di italiani. Ecco, per concludere, onorevole, lasciamoci con questo memento per chi ci sta ascoltando. Domattina il primo fenomeno arriva davanti al Colosseo di Roma, tira fuori la chiave di casa, notizie che peraltro abbiamo ascoltato più volte negli ultimi 2 o 3 anni, e comincia a incidere il suo nome sulle mura del Colosseo. Quant'è che si becca come multa? Da 20 a 60.000 euro. Ecco. Quindi il prossimo fenomeno che ha voglia di scrivere, che ne so, Forza Juve o abbasso questo o quello, o solo il suo nome, tra 20 e 60.000 euro, che mi sembra una pena abbastanza adeguata. Grazie, onorevole. Grazie a voi, buona serata a tutti. Qui Parlamento. Allora, bella gente, noi abbiamo finito, grazie all'onorevole Ingrid Bisa, quindi tra 20.000 e 60.000 euro per chi vuole fare lo splendido sui monumenti italiani, era ora. E che dire di più, noi ci ritroviamo domani alle 17.30 per Chilometro Zoom, stavolta in diretta a sorpresa, non diremo da dove, ma domani alle 9.30 il sottoscritto è in onda subito dopo la rassegna stampa, perché ho intervistato l'ex giudice Antonio Ingroia a proposito del caso del 2011 del sovvertimento del governo Berlusconi, e diciamo che il dottor Ingroia ha dato qualche piccolo particolare che credo vi interesserà molto. Quindi appuntamento doppio col sottoscritto domani 9.30 sulle magiche onde di Radio Libertà col dottor Ingroia, Antonio Ingroia, ex giudice, oggi avvocato, e alle 17.30 con Lorenzo Viviani, Chilometro Zoom, e vi porteremo anche a vedere tutti i segreti della tecnocrazia e i segreti soprattutto della rivolta che è in corso in Germania degli agricoltori, con Roberto Giardina. Grazie per essere stati con noi, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.